La ballerina Eleonora Bagnato e l'astronauta Luca Parmitano sono i vincitori della terza edizione del premio Alessi della Presidenza della Regione Siciliana, consegnato nel corso di una cerimonia nei giardini di Palazzo d'Orleans a Palermo ieri sera. Istituito dal governo Schifani nel 1923, il riconoscimento è intitolato al primo presidente della regione ed è assegnato ai siciliani che hanno saputo distinguersi con opere e azioni che contribuiscono al processo della comunità nei diversi campi dell'impegno etico, sociale, culturale, scientifico e artistico. Il premio, ha detto il presidente della regione Schifani, è un segno di gratitudine verso coloro che con serietà e spirito di servizio rappresentano modelli di riferimento capaci di trasmettere fiducia, speranza alle nuove generazioni. In questo modo intendiamo custodire la memoria di un protagonista della nostra storia regionale e riaffermare i valori che hanno incarnato: etica pubblica, dedizione al bene comune. Durante la cerimonia, la premiazione, sul palco è stato accolto anche il direttore generale dell'ISMAT Angelo Luca, medico che ha attualmente in cura Ieda, la bimba afghana di 2 anni affetta da una rara e grave malattia genetica del fegato. La piccola ha raggiunto la Sicilia grazie a una rete di solidarietà che ha visto protagonista proprio la presidenza della regione siciliana. Ai giardini hanno inoltre suonato l'orchestra della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, diretta da Alberto Maniaci. Sono commosso e pieno di gratitudine per questo premio che la Sicilia, nella sua interezza, ha voluto presentarmi. Per me è molto importante trovarmi nella mia terra natia. Come dico spesso, un siciliano può allontanarsi dalla Sicilia, ma non è possibile allontanare la Sicilia dal cuore di un siciliano. Oggi trovarmi qui a Palermo, in una splendida cornice che conosco molto bene ormai, ho visto una città che rappresenta di fatto tutto il popolo siciliano, che ha voglia di rinascere, di ricominciare, di riprendersi, e questo è l'invito che faccio alle nuove generazioni. La rivoluzione è appartenere alla società, è la gentilezza, è la cortesia, è prendersi cura l'uno dell'altro, e si parte dai piccoli gesti. Qui a Palermo si può ricominciare da questo. Onorata e felice di essere tornata qui in Sicilia, nella mia terra, che per i miei impegni spesso purtroppo non riesco a approfittarne tantissime volte. Davvero mi emoziona tornare qui, e l'accoglienza anche proprio della gente. È una terra meravigliosa che mi manca tantissimo, è un onore essere qui stasera e avere questo premio così prestigioso. Soprattutto ringrazio il Presidente perché sono stata chiamata, onorata di avere questo premio e tornare anche nella mia città, perché Palermo è stata sempre nel mio cuore. Dopo aver pensato anche a un docufilm con la RAI che ha avuto un grande successo proprio per dare un esempio ai ragazzi di oggi per l'impegno, bisogna avere passione in tutto quello che si fa, e ho sempre cercato di insegnare anche questo ai miei allievi oggi, di farlo col cuore e non essere forzati, perché è la cosa più brutta, più difficile per andare avanti, ma facendo tanti sacrifici si ottiene sempre un premio importante. Spero di continuare ad andare avanti perché sono davvero orgogliosa di essere siciliana.